Abbiamo consegnato ufficialmente la cittadinanza onoraria al 51esimo stormo di Strana per la collaborazione, per l'attività e per il fatto che proprio qui sul Colle di San Gallo hanno il loro monumento con la loro patrona, la Madonna di Loreto. Quindi un riconoscimento anche nell'anno del centenario dell'aeronautica militare, con la quale appunto abbiamo stretto da moltissimo tempo una bella collaborazione, anche perché il nucleo del quartiere del Piave tiene in ordine, pulita quest'area, e proprio qui, come dicevo prima, ha il monumento con la loro patrona. Un bellissimo corpo, sono sempre presenti e attivi e dopo assicurano la difesa aerea alla nostra patria. Orgoglio sicuramente è il primo aggettivo che mi viene in mente, ma stima e senso di appartenenza. Con Faradisoligo iniziamo un percorso che è quello di insieme con l'aeronautica militare, in particolare il 51esimo stormo, di collaborazione e soprattutto di interazione insieme. È la prima volta nella storia che lo stormo riceve un riconoscimento del genere, il che ovviamente ci dà tante responsabilità. Il nostro compito istituzionale al 51esimo stormo è quello di fornire la difesa e di garantire la difesa aerea nazionale e ovviamente di supporto alle comunità locali. Noi ci impegniamo, così come abbiamo fatto fino ad oggi, ma oggi ancora di più, per poter stringere ancora di più i rapporti con questo comune.